Cambio al vertice del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, stamani l'avvicendamento al vertice. Dopo 5 anni Michele Burgio lascia la nostra città per assumere il comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa. Al sostituirlo al suo posto il comandante Giuseppe Merendino, proveniente dal comando dei Vigili del Fuoco di Trapani. Al passaggio delle consegne è intervenuto anche il prefetto di Agrigento, che ha avuto anche parole di grande elogio per tutto il corpo dei Vigili del Fuoco per il servizio che offrono al territorio in cui operano. Sono stati 5 anni molto intensi ad Agrigento e lascio una parte del mio cuore. Le emozioni sono state tante, gli interventi di soccorso migliaia, ne cito alcuni soltanto perché hanno destato delle emozioni molto forti. L'incidente dei Vulcanelli ad Aragona nel 2014, gli intensi incendi boschivi e estivi che hanno colpito la nostra provincia soprattutto nel 2017, in tutta la provincia. Ricordo le innumerevoli esercitazioni che abbiamo svolto e l'attività del comando che è stata, come dire, continua è volta sempre al miglioramento dei servizi. Vado con molta soddisfazione al comando di Siracusa portando con me un bagaglio di esperienza professionale e umana di altissimo livello e ringrazio tutte le istituzioni esterne, in capo il prefetto, il questore, i comandanti delle forze di polizia, della capitaneria di porto, le strutture sanitarie, perché hanno reso il nostro operato molto più facile. Giuseppe Merendino arriva oggi ad Agrigento, prende il comando per volere del Ministero di questa caserma agrigentina. Quali propositi, se ci c'è qualcosa anche di lei, così per conoscerla. Sì, io vengo da Trapani, sono stato comandante a Trapani negli ultimi 4 anni. Prima ho fatto un lungo periodo di lavoro a Palermo, 12 anni, prima ancora entrato nei Vigili del Fuoco a Genova 8 anni, ho 55 anni. Sono entrato all'amministrazione nel 90, quindi una certa esperienza ormai, sono stato anche 3 anni al Ministero prima di essere promosso primo dirigente. Arrivo qua ad Agrigento, sostituisco l'ingegnere Burgio che è un mio fraterno amico, lui andrà a Siracusa, quindi è un passaggio di consegne piacevole perché prendo il comando dalle mani di un amico, però per me è un'avventura difficile, innanzitutto perché sostituisco un comandante in gamba che ha fatto un po' la storia di Agrigento in 5 anni, ha fatto tante cose. In secondo luogo perché a Trapani ho lavorato bene, ho avuto attestati di stima a tutto il personale e come dicono tutti gli allenatori ripetersi non è facile. Però ho un massimo di aspettative e ho un obiettivo solo, riuscire a far lavorare questo comando, tutto il personale dei Vigili del Fuoco come una squadra, perché i Vigili del Fuoco lavorano bene in squadra, dai 5 che vanno sulla partenza, sull'intervento, a tutti i Vigili del Fuoco del comando. In questo modo, eliminando le tensioni, poi con l'esperienza e la professionalità del personale del comando di Agrigento, che è tutto personale che ha già tantissima esperienza sulle spalle, riusciranno poi, come si suole dire dalle parti nostre, ad acchianare i muri lisci. Questa è la prassi che l'amministrazione chiaramente ha consolidato per quanto riguarda l'avvicendamento dei dirigenti. Noi siamo contenti della gestione dell'ingegnere Burgio, come siamo sicuri saremo contenti anche del successore, dell'ingegnere Merendino. Quindi noi continueremo sempre nel nostro impegno, a fianco dei comandanti che l'amministrazione ci vorrà assegnare.